Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su FIFA 16, la demo di FIFA e proviamo subito Borussia Dortmund vs PSG. Borussia, PSG, andiamo con il nostro marchetto Royce, ok, gestione squadra, Aubame, eccolo qua marchetto. Ok, dai ci siamo, perfetto, non perdiamo tempo. Gioca partita. Di solito le demo sono sempre positive di FIFA e dopo rimaniamo un po' delusi dal gioco finale. Vediamo. Possiamo andare? Ho capito. Ok, ciao. Vai. Trainer sì, no? Oh, ciao. Ok. Tanto c'è da dire che la grafica è uguale. Merda, sono andato a giocare a PES, fioi, mamma mia. Oddio. Calma. Dai, Cuba. Vai, Castro. Castro, ho messo livello campione, Edinson Cavani. Che la grafica è uguale, Adesso vediamo la giocabilità. Sporo Cavani, fiori, Cavani show. Il cava. Verratti. Sulla demo il gioco sembra più lento, molto più ragionabile, nel senso non è un ping pong come la versione finale, almeno il 15 mi aveva fatto un'impressione della demo devastante. Cioè anche questo rispetto al 15 versione finale sembra già comunque un gioco molto migliore. Pierre-Emerick. Vai Hoffman. Hoffman vede il Gundo e Nicola Savino non ce la fa. Madonna, io ragazzi non potete capire quanta fatica faccio a giocare perché devo tenere per forza la luce, se no non si vede un cazzo con la webcam. Col mio televisore, con la grandezza che ho, praticamente mi rivedo nello schermo. Cioè è una roba fastidiosissima. Devo trovare un modo perché sennò è dura. Peace check. Dai ragazzi, dai. Pastore. Spero sia una fatica ragazzi, d'altronde lo sapevamo, nel senso dopo tanto PES ci sta. Oh Dio mio, Fittorello del PSG. Riusciamo a rubare palla, grazie. Zlatan Ibrahimovic. Come sveglia. Bravi, dai. Vai Marchetto, eccolo qua il nostro Royce. L'uomo dei capelli meravigliosi. Thiago Silva. Lucas. Marquinhos. Che bella cartella in inglese, però molto più eccitante rispetto a quella italiana. Non tocco palla, però questa è una cosa un po' grave. Pastore. Vai Marchetto. Royce. No. Che sbaglio, fioi. Lucas. Lucas se ne va. La butta in mezzo, vai portierone, bravissimo. Castro. Il Gundo. Sbaglia tutto il Gundo, recupera Maxwell. Per Pastore. Maxwell. Allora, le prime impressioni sono che non tocco palla, e questo non mi piace. Insomma, a parte sta roba, cioè... sembra la demo del 15, nel senso, un gran gioco, quindi. Se tengono questo ritmo è perfetto. Mamma mia, fioi. Mi sono veramente pessizzato troppo, Lasciatemi il termine un po' come indiano. Non tocco palla, non tocco palla. Occhio. Ibra. Fuori. Ok. Un disastro, un disastro. C'è un disastro il QV, no? Il gioco sembra veramente bello. Sembra un FIFA normale, un FIFA decente, cazzo, non con il 15 che aveva dei ritmi da flipper. Se il gioco si mantiene così è giocabilissimo. Dopo chiaramente foot è una modalità a parte, lo sappiamo.
Dai, vecchio Kume, dai, vecchio Kume. La palla è quella bianca, Kume. Edinson. The goalkeeper. Finisce il primo tempo veramente curioso per il Kume. Vabbè. Dai, la potenza dei capelli di Royce. Dai, che capelli alla Royce adesso. Devo fare il gol col marchetto. No, DC in attacco. Pressing. Ma sono abituato... Aspetta, adesso capisco. Sono abituato col joystick della 360. Perché FIFA lo gioco sempre su PC. Vedi. Questo è l'inghippo ufficiale. Basta, il Kume si salva così. E riusciamo a... La palla è quella bianca. Mamma mia, che male sto giocando. Occhio. Buttala via. Buono. Vai Gundo. Vai Nicola Savino. Nicola. Per Pierre-Emerick. Vai Emerick. Vai Emerick. Emerick se ne va. Emerick per il Gundo. Speriamo che non ci siano le possibilità di praticamente partire dal centrocampo e fare tutto il campo, perché era un problema su FIFA 15 scandaloso, eh. E anche quello nella demo non era così accentuato rispetto alla versione finale. Matuidi. Maxwell. Raga, sveglia. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Buono. Vai Gundo. Il Gundo per Piszczek. Vai Emerick. No, Emerick, no, non riesco a fare un'azione decente. Oh. Ragazzi, le prime impressioni sono di un gioco sicuramente più lento rispetto al 15. Non puoi più involarti con un giocatore e praticamente fare tutto il campo. Però c'è Cavani che è come Maradona. Non lo so, dovrò fare un video anche PES, FIFA per capire bene. La grafica è rimasta uguale, un po' più pulita sembra, ma niente di che. Fallo, guarda sto qua. Ecco, soliti bug. Hummels. La lancia su Hummels che doveva andare al Milan. Se penso che ci hanno preso per il culo così. Pare che non ho mai creduto nell'arrivo di Hummels, però almeno Witzel per il centrocampo. Vabbè, lasciamo perdere, non pensiamo al calcio vero, va. Il Mkhitaryan la recupera ma la perde subito. Ragazzi, un po' di pietà alla prima partita, lo sapete che le mie prime partite non sono mai meravigliose. Cavani Maradona. Se Cavani fa tutto da solo. Occhio. Che gol di Ibra, signori. Mamma mia, che gol di Ibra. Vedi, però la grafica a me da vicino non piace. Non mi convince la grafica da vicino. È molto meglio quella di PES. Ragazzi, sulla grafica per me stravince PES. Sulla giocabilità non posso ancora esprimermi perché è la prima partita con FIFA. Però la grafica, a mio parere, soprattutto da vicino, PES non è rivale. Le facce di PES sono mostruose. Però giocando veramente male, devo dirlo. Lo devo dire. Bella figura di merda la prima partita. Come sempre, d'altronde, se andate a vedere le demo di ogni FIFA, la prima partita l'ho sempre persa. La maledizione della demo. E comunque la maledizione della demo è che la demo di solito è meglio del gioco finale. Almeno per il 15 è stato così. La demo del 15 era sublime. Dopo il gioco ha deluso molto, secondo me. La webcam funziona. Ok. Piszczek. Il Gundo. Castro. Miki. Dai, non si riesco a non perdere la prima partita in una demo. Aubame. Vabbè, però, cioè, allora fa. Guarda come gioca il PSG. Guarda che roba. Attenzione a Lucas. Numero 89esimo. Bravo. Ibra si incazza. Vai Gundo. Finisce qua, ragazzi. Devo fare un po' di video. Dato che questa è la prima demo, così di primo acchito, per capire un po'
del gioco. Non riesco ancora a dare un giudizio che perché ho fatto cagare, ho giocato malissimo. Gioco un po', poi faccio un altro video. Guarda la differenza. Guarda, però vedi Ibra da vicino le facce non mi piacciono ancora, c'è niente da fare. Voglio fare un po' di partite, poi ne faccio una registrata decente e vediamo di dare un giudizio, insomma, un primo giudizio su questo FIFA. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!